Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Vincenzo Misto. Cosa fai nella vita? E che posto ha il surf nella tua giornata? Sono un istruttore di surf da onda dell'Isbenas e il surf è parte integrante delle mie giornate. Come hai conosciuto Alisurf? Tramite il costruttore e inventore Alfonso Canfora, che è un mio carissimo amico. Perché e a chi lo consiglieresti? Lo consiglierei a tutti i surfisti esperti che vogliono utilizzare una tavola da surf che abbia delle prestazioni alto livello su onde molto ripide. Quindi chi vuole davvero accentuare la tenuta nel take off e nella corsa sull'onda. È vero che migliora le tue sensazioni e le performance? Sì, assolutamente sì, le migliora appunto, come dicevo prima, in partenza e in tenuta. Tiene di più, è più veloce? E quando? Tiene molto di più nel bottom turn e nel nose riding. Quando lo montiamo come in questa tavola qua sul longboard nella parte frontale, oppure soltanto nella parte posteriore nel bottom turn su una shortboard. È più sicuro? E quando? È più sicuro il take off è più sicuro, sì, è più sicuro. Riesci ad afferrarlo meglio e a mantenere la presa? Sì, certo. Come funziona? L'artiglio, come vedete in questa zona, praticamente sdoppia il rail, aumentando il suo taglio, praticamente questa sua linea, fa tenere più la tavola nel bordo. Praticamente la sdoppiatura del bordo si attacca proprio sulla parete e fa correre la tavola senza che perda minimamente aderenza. Ok. In che condizione lo puoi usare e in quale tipo di onde? Lo si può utilizzare su tutti i tipi di onde, principalmente su tutte le onde molto ripide e anche molto grosse. È vero che è più direzionale e più precisa? È assolutamente molto più direzionale, sì. È molto precisa nel corsa, sì. In quale posizione della tavola lo preferisci? Nel longboard lo preferisco nel nose e nella shortboard lo preferisco nel tail, nel posteriore. E nel gun? Nel gun lo preferisco nel rail posteriore. Ok. È vero che una volta che sei in parete, cioè stabile, dopo aver preso velocità, risulta più veloce e attrezzi il senso dell'aumento della velocità? Sì, perché la tavola non mi scarroccia mai e non perde mai aderenza, quindi mi dà molta più tenuta e di conseguenza io riesco ad andare più veloce. Ok. Quanti surf hai tu come atleta? E quanti ne ha un surfista normale? Un surfista normale solitamente ha una media di 3-4 tavole, io ho almeno una quarantina di tavole, perché utilizzo per la scuola appunto tutti i modelli, insegno tutti i modelli dalle tavole old school, le retro, le più basic fino alle più moderne, e comunque principalmente voglio saper usare tutte le tavole da surf e le ho tutte quante. Ok. Lo inseriresti nel tuo quiver per allenarti meglio? È già nel mio quiver. Cosa ti consente di fare e ottenere quando lo usi? Ti aiuta a migliorare? Mi aiuta assolutamente a migliorare, perché il bordo di Alisurf mi dà la possibilità di prendere onde che non prenderei con altre tavole. Quindi ti aiuta a azzardare cose che prima non facevi? Manovre, evoluzioni? Assolutamente sì. Anche il coraggio nell'affrontare condizioni proibitive? Beh, mi sento più sicuro. Quindi ti inculca serenità avere e usare questo tipo di surf? Sì, diciamo di sì. Come va quando affronti un grab rail? Un grab rail quasi non
Né un longboard quasi non lo utilizzo, neanche la shortboard, perché non c'è quasi bisogno di utilizzarlo. È lei che grebba l'onda, è lei che si attacca all'onda, quindi in realtà io in partenze molto ripide sfrutto soltanto il board, evito quasi di farli. Perfetto. Questa forma ti sembra che dia più resistenza alla tavola? Sì, sembrerebbe che sia un rinforzo, un vero e proprio rinforzo. I materiali usati ti soddisfano? Sì, mi soddisfano, sono molto leggeri e molto resistenti. Secondo te perché mi sono rivolto a te? Perché utilizzo tutti i modelli di tavole, sai che comunque sia dove la metti, dove hai messo il tuo bordo, sapevo che differenza ci sarebbe stata tra l'averlo e non averlo. Secondo te si possono indire delle gare orientate a questo tipo di tavola? Che risultati hai ottenuto tu nelle gare? Non so se si possa fare una gara appositamente di queste tavole, so che però in gara potrebbe dare ottime prestazioni. Io l'ho utilizzato in un'unica sola gara, da poco, e sono arrivato secondo. Mi ha fatto surfare bene, mi ha dato tanto. Lo regaleresti a un amico? Certo. Secondo te è adatto anche per altri sport acquatici come il windsurf, il kite, il SUP, Sì, wakeboard? penso si possa applicare in tutti gli sport da tavola in acqua, assolutamente. Quindi si può applicare assolutamente nel SUP, anche nel race, nel kitesurf e nel wakeboard. Ecco qua, Alisurf. Grazie Vincenzo, Ciao, grazie buona a voi. surfata. Grazie Alfonso.